Rispetto alla vicenda della presunta frase sessista, solo i due contendenti, quindi Bulla, rappresentante RSU, coordinatore RSU, ed Agostino CGIL, sanno qual è la verità. Indipendentemente dal tenore della frase, qualsiasi riferimento sessista va condannato. Non è accettabile una gogna mediatica che ha messo in piedi la CGIL solamente perché è in difficoltà nel comune di Venezia e non ha firmato il contratto e cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà il coordinatore dell'RSU, cosa che va avanti da mesi. Queste le premesse con cui venerdì 4 ottobre organizzazioni sindacali, RSU e amministrazione comunale si incontreranno nuovamente per la trattativa del rinnovo del contratto di secondo livello dei dipendenti comunali e dopo quanto accaduto nel corso del primo incontro c'è da giurare il clima sarà al vetriolo. Dal mio collega della UIL FPL mi sarei aspettato una condanna netta, senza ambiguità e soprattutto senza minimizzazioni e superficialità su un tema tanto importante quale quello della violenza in generale e della violenza sulle donne.